Bene, buongiorno a tutti. Siamo giunti al penultimo appuntamento del nostro primo ciclo di seminari del lunedì, che con la loro formula hanno dimostrato essere uno strumento utile e di estremo interesse, visto il seguito, visto anche i riscontri che abbiamo avuto post incontri, di discussioni e anche di testi che poi si sono sviluppati. Il testo dell'incontro odierno sulla valutazione di impatto col professor Campostrini, che ringrazio assieme alla professoressa Stefania Porchia per la partecipazione nell'affrontare una tematica delicata quanto complessa, mira a fornire ai partecipanti indicazioni operative concrete, non solo teoria ma anche pratica. Dunque un incontro che potrà avere utili riflessi sulla quotidianità operativa non solo dei dipendenti del Consiglio regionale. Io credo che, visto il successo nella partecipazione, nell'interesse suscitato dai nostri eventi, si possa continuare nell'esperienza dei seminari e spero che si possa definire un nuovo calendario in forte sinergia con docenti, gli istituti e i dipartimenti universitari coinvolti, in modo tale da aprire questa nostra proposta anche agli studenti, invitandoli a partecipare alle nostre lezioni. L'esperienza maturata in questi mesi può spingerci anche a immaginare di invitare anche altri attori istituzionali, dirigenti delle amministrazioni comunali, ad esempio esponenti politici come sindacali o rappresentanti delle categorie economiche, o anche qualche giudice della Corte dei Conti che si è interessato a quello che abbiamo fatto in queste settimane. In questo modo potremo fornire ad esempio a una platea più ampia di attori socio-politico-economici, non solo veneti, un servizio, stabilendo così le basi per un dialogo assolutamente proficuo per tutti quanti e sempre più attivo tra le nostre istituzioni, tra le istituzioni e i cittadini, con gli studenti di ogni classe appunto che stanno maturando nel loro percorso formativo appunto momenti di incontro con le categorie, con la pubblica amministrazione, ma soprattutto parliamo agli studenti che sono appunto classe dirigente del domani. Lascio la parola al professor Campostrini e non vi sorprenda se da ultimo ringrazio sia il segretario generale che il dottor Rota, che con i loro collaboratori hanno dato vita a un'esperienza importante che credo apra grandi opportunità e che, assieme alla rinata rivista Il diritto della Regione, permette alla nostra istituzione di essere fra i protagonisti attivi del dibattito culturale contemporaneo. Anche dottoressa Marini vi accompagna, quindi io lascio il posto, cedo comunque la regia sicuramente al professor Campostrini. Prego professore. Grazie Presidente, grazie a tutti, grazie alle persone presenti qui e a quelle che ci stanno seguendo online. È con particolare piacere che oggi intervengo su questo tema, perché è un tema del quale mi è particolarmente caro per diversi motivi, ma faccio un po' di storia personale perché credo sia importante per collocare il tema nel nostro ambito, soprattutto nell'ambito della pubblica amministrazione, che è quello che ci interessa di più. Io mi sono laureato con il professor Bernardi, che ricordo con piacere, è scomparso qualche anno fa, e che ha ricevuto il premio come precursore della valutazione in Italia. Questo per dirvi che fino agli anni 90 di valutazione in Italia non si parlava. Era una cosa per qualche raro accademico e basta. Tra i primi in Italia abbiamo iniziato a occuparci di temi valutativi, soprattutto nell'ambito pubblica amministrazione, e poi questo tema è diventato un tema quotidiano, spinti. Faccio un po' di memoria storica, scusatemi, alla mia età mi accade spesso di fare questo, ma spinti dalla progettazione europea, perché non era nella cultura programmatoria italiana, mentre la partecipazione ai programmi europei ci imponevano di mettere procedure valutative. In pochissimi anni, dunque, è entrata la valutazione, è entrata anche come strumento normato in diversi ambiti
cito uno forse tra i più noti, della valutazione di impatto ambientale per le grandi opere, che deve essere fatta come opera obbligatoria, ma non è l'unico ambito. Oggi credo che siano poche le nuove norme che affrontano grandi temi che non citino la valutazione. Dico questo perché assieme a questo interesse, che certamente è positivo e importante, la cultura valutativa non è andata di pari passo. Dunque non è che abbiamo in Italia una cultura valutativa che ha accompagnato, diciamo, questa crescita della valutazione. E proprio per questo motivo credo che sia importante invece riflettere anche in questo ambito particolare, elevato, quale quello del Consiglio regionale, su un tema di questo tipo. Allora, mi permetto per questo di anche partire proprio dall'inizio e andare a vedere dove devo andare. Sta avanti. Vediamo se non hanno avanti le slide. Questo è acceso, eccolo qua. Allora, cercheremo di raccontarvi un po', di rifare questa riflessione sui temi della valutazione, dividendo in 3 parti, siamo qui presenti in 3 anche per questo. Il mio compito è quello di ribadire alcuni concetti chiave che riguardano la valutazione. La dottoressa Porchia, devo puntare di là, ok, perfetto. La dottoressa Porchia poi ci andrà nello specifico per chiarire meglio il concetto di valutazione di impatto, soprattutto di impatto sociale, che è uno degli aspetti fondamentali quando chi ha compiti normativi come il Consiglio regionale deve porsi, qual è l'impatto che avrà l'intervento sulla società, per poi la dottoressa Marini, che è nostra collaboratrice, ma che lavora assieme in stretta collaborazione con lo staff del Consiglio regionale, invece mostrare qualche dato per dare un po' di concretezza anche su che cosa si basa la valutazione. Allora, il tema della valutazione intanto non è una disciplina. Cioè non è come la sociologia, come l'economia, come la statistica, che sono delle discipline, ma è un campo in cui intervengono diverse discipline, anzi, tanto più il problema valutativo è complicato, tanto più sono diverse le discipline che sono chiamate a dare il loro contributo. Per questo, per fare valutazione, per fare bene valutazione, viene richiesta sia una competenza metodologica, sapere di metodi, sapere di strumenti, e dunque chiaramente la statistica è lo strumento principe che viene utilizzato, ma anche sapere della teoria di che cosa si va a valutare e del perché. E lo vedremo tra un attimo questo aspetto. Vediamo se riesco a girare. Sì, il pulsante centrale lo schiaccio, ma non succede niente. Puntiamo qua, puntiamo su, eccolo qua, adesso è andato troppo avanti. Allora, le domande chiave per capire bene che cos'è la valutazione sono queste 3. Il perché valutare, il che cosa valutare e il come valutare. Allora, il perché valutare, per dare risposta a questa domanda dobbiamo dare anche una definizione di valutazione, e abbiamo già un primo problema, perché in italiano il termine valutazione viene applicato a qualsiasi forma di giudizio. C'è la valutazione scolastica, c'è la valutazione delle performance, c'è la valutazione. Dunque questo termine è un termine di uso comune e che non specifica un'attività valutativa che, per esempio, nella lingua inglese viene abbastanza circoscritta, cioè la valutazione scolastica è l'assessment, la valutazione invece che facciamo dei progetti è evaluation. Dunque 2 termini completamente diversi. Allora, che cos'è l'evaluation? Che cos'è la valutazione applicata
a progetti, programmi, politiche. Ancora una volta si lega col concetto di giudizio, cioè è un'espressione di giudizio, però è un giudizio particolare. È quello che io chiamo e definisco come un giudizio informato. Informato in che modo? Informato utilizzando una specifica metodologia. Cioè mettiamo assieme l'espressione del giudizio, che è opera comune che facciamo noi tutti i giorni nel nostro vivere quotidiano, con un aspetto metodologico. Allora, perché il metodo? E questo credo che sia uno degli aspetti fondamentali da digerire se si vuole affrontare il tema della valutazione. Beh, intanto assicura rigore al mio giudizio. Assicura trasparenza, aspetto non banale se ci muoviamo in campo pubblico, perché ti dico, io ti ho giudicato in questo modo perché avevo questo metodo e l'avevo dichiarato sin dall'inizio, per me era importante questo, era importante quest'altro, era importante. Dopodiché l'informazione da che cosa deriva? Ecco qua il sostanziare il giudizio. Non esiste valutazione senza un processo di misurazione. Da una misura. Ho misurato, ho ottenuto questi risultati ed ecco arriva il mio giudizio valutativo, la mia espressione valutativa. Dunque il metodo, capite che è l'aspetto centrale del processo valutativo. Scelgo un buon metodo, lo applico con rigore, ecco che il mio giudizio sarà fortemente sostanziato. Dunque capite la rilevanza in un processo politico, quella con la P minuscola, cioè quello che fa le politiche, che fa le policy, dell'aspetto valutativo. Infatti vedo la valutazione come un compagno della programmazione e dell'azione politica, avendo chiaro che cosa intendo io come azione politica, cioè del fare le politiche e governare le politiche. Dunque è il nostro compagno. Che cosa dà questo compagno? Beh, dà quello che il cruscotto dà su una macchina, la capacità di poter guidare. Dà quello che danno gli strumenti di navigazione, visto che siamo a Venezia, utilizziamo questo, gli strumenti di navigazione al capitano della nave. Cioè permette prima di capire qual è la rotta, determinata la rotta, capire se le condizioni di navigazione sono tali per cui raggiungerò effettivamente il porto che avevo come obiettivo e eventualmente suggerisce correzioni. Questa è l'opera della valutazione. E questa opera si declina nei diversi momenti del progetto stesso, della politica stessa, cioè a un prima e a un dopo. Allora, questo è uno schema classico proposto dalla letteratura per definire i diversi tipi di valutazione. Allora, che cosa si valuta, perché si valuta, ma che cosa si valuta? Si valutano cose diverse a seconda del punto in cui mi trovo. Io mi sono permesso di complicare ulteriormente questo schema perché ci sono alcuni termini che secondo me sono per chi si occupa di governare e di normare, sono fondamentali, perché è diverso se applico la valutazione per valutare le risorse, anche detti input, cioè quello che succede prima. Diverso è se sto valutando il processo, e anche qua i termini possono essere diversi, se è una valutazione, qui il termine è inglese ma mi fa sorridere perché ormai adottiamo la pronuncia inglese, ma in realtà il termine è latino, audit, audere, e audit se volete sentirlo in inglese, quando è semplicemente un termine di controllo, e qui utilizzo il termine inglese perché
purtroppo in italiano ha un'accezione leggermente diversa. Se si parla di rendicontazione, tutti hanno in testa la rendicontazione finanziaria. E invece, anche qua, se andiamo all'origine del termine, rendicontare significa render conto. Ecco una delle funzioni fondamentali della valutazione: render conto di quello che si sta facendo o di quello che si è fatto. Questo termine è in maniera inequivocabile, in inglese viene chiamato accountability, to be accountable, ma to be accountable significa esattamente essere una persona che è in grado di render conto di quello che sta facendo. Dopodiché ci sono i risultati, e anche qua scuserete l'utilizzo di termini inglesi, perché anche sul termine risultato bisogna chiarirsi, perché un discorso è il risultato in termini produttivi, cioè ti ho detto che la norma prevedeva che facessi 30 asili nido, ho fatto 30 asili nido, ok? Quello è il risultato in termini di prodotto. Però è importante essere in grado di valutare anche i cosiddetti outcome, che potremmo tradurre come risultati in termini di esiti, che è quanto ho raggiunto i miei obiettivi. Allora, se il mio obiettivo della mia politica non era tanto costruire asili nido, probabilmente, l'obiettivo della mia politica, ricollegandosi con un tema che abbiamo trattato in quest'aula non tanto tempo fa, è quello di sostenere le famiglie, e la risultanza è dire quanto sono stato capace di sostenere le famiglie offrendo servizi per l'infanzia. Non so se è chiara questa differenza fra output e outcome. E dopo vedremo, perché tutto questo si devono tradurre in misure di output, che sono più facili, misure di esiti sono un po' più difficili da trovare. Poi spesso, per soprattutto chi si occupa di politiche, quello che sono importanti sono anche quelle che io chiamo le risultanze complessive. Ecco, appunto, le famiglie venete stanno meglio, stanno peggio, la natalità sta calando o sta cambiando in qualche modo. E per questo, vedete, per ognuna di queste esigenze abbiamo degli approcci valutativi che sono diversi, sul quale non è il caso oggi di fermarsi. Altro piccolo, e con questo chiudo la mia introduzione, piccola doverosa riflessione, è perché soprattutto se parliamo di esiti, fondamentale viene la cosiddetta valutazione di impatto. Allora, il termine impatto evidenzia la necessità di misurare qual è il contributo netto del mio intervento, progetto, politica, ovvero qual è la differenza prodotta fra quello che è successo grazie alla mia politica e quanto invece sarebbe successo in ogni caso. E questo dal punto di vista metodologico, lo sa chi studia queste cose, è un problema abbastanza fine, però credo che oggi non siamo qui a parlare della metodologia che viene utilizzata per fare queste valutazioni, ma della rilevanza che valutazioni, dunque misurazioni di questo tipo possono avere. Cioè, al di là di misurare un prima e un dopo, domandarsi quanto questo dopo è causato effettivamente dalla mia politica. Magari chiarisco un attimo con degli esempi il mio concetto. Allora, vedete, l'impatto è la differenza fra il prima e il dopo, però l'impatto non è semplicemente la differenza fra il prima e il dopo, ma è la differenza fra quello che succede, rilevo prima, e quello che rilevo dopo, confrontandolo con quello che sarebbe successo in ogni caso. Allora, questo pone un problema dal punto di vista metodologico che è un po' un paradosso, perché come faccio a sapere io che cosa sarebbe successo un momento in cui ho fatto un intervento? È chiaro che facendo un intervento modifico la realtà. Ecco, allora qui si domanda aiuto alla statistica per andare a stimare che cosa sarebbe successo
fra se non ci fosse stato l'intervento. Questo ha anche un termine, lì è scritto in inglese, ma insomma c'è il termine anche in italiano, che è il controfattuale. E il controfattuale che cosa sarebbe successo? Allora, con procedure statistiche si va a stimare che cosa sarebbe successo e si definisce la valutazione di impatto, non tanto il confronto semplice fra prima e il dopo, ma un confronto, chiamiamolo così, un po' più sofisticato fra che cosa è successo dopo e che cosa sarebbe successo in assenza di politica. Questo viene fatto con metodologie diverse, le più sofisticate sono quelle di statistiche, ma possono essere presi per esempio territori diversi. Sono intervenuto su un territorio e ho fatto la mia politica su quel territorio lì e lo confronto non col territorio stesso come era prima, ma lo confronto con quello che è successo per esempio in un territorio simile dove non è stata attuata la politica. In questo modo ho il mio, fra virgolette, controfattuale. In alcuni casi non è neanche possibile fare questo, perché ci sono gli interventi, le politiche che sono rivolte a tutta la popolazione. Dunque non ho possibilità di avere un gruppo di confronto, non posso confrontare. Allora in questo caso diventa importante l'aspetto temporale, perché questo è un semplice esempio che uso con i miei studenti, dunque non sono dati reali, sono dati inventati. Allora, prima e dopo, se sono un esame prima e dopo, qua mi verrebbe da dire che siccome il prima è identico al dopo non è successo niente. Adesso aggiungo, guardate bene, non sposto quei due puntini, ne aggiungo altri due. L'esempio qua è per esempio una politica per uno dei problemi adesso emergenti è l'obesità, facciamo che le nostre città siano città più vivibili e dunque riduciamo il numero di sedentari e vediamo se abbiamo ottenuto qualcosa. Qua sembra che non abbiamo fatto niente, prima e dopo è uguale. Ho aggiunto semplicemente due numeri, due valutazioni. Vedete che qui l'efficacia della mia politica è diversa, cioè c'era un fenomeno che stava peggiorando e sono andato in controtendenza rispetto al fenomeno. Dunque dico che la mia politica ha funzionato. Adesso, siccome sono una carogna, ve ne aggiungo altri di punti e guardate, questa è un'osservazione invece continua del fenomeno. Torniamo ancora indietro, cioè diciamo no, non è successo niente. Ma perché ho trovato alti e bassi? Ma per esempio per il motivo stagionale. La gente si muove di più d'estate, si muove di meno d'inverno, la tua politica non ha cambiato minimamente niente. Allora, vedete l'esempio didattico, mi scuso per questo, ma aiuta a far capire quanto è importante che l'osservazione sia protratta nel tempo. Dunque stiamo attenti quando si fanno valutazioni, si attribuisce il termine valutazione di impatto un'osservazione prima e dopo, perché in molti casi non significa niente. Abbiamo bisogno quantomeno di diverse osservazioni. Allora, se abbiamo tante osservazioni a disposizione, e adesso per fortuna su molte tematiche i dati a disposizione sono veramente tanti, dobbiamo utilizzarli bene per capire la reale evoluzione dei fenomeni. Questo è un esempio di uno dei miei primi lavori, appena fatto il dottorato. Vedete, sembra l'elettrocardiogramma di un infartuato, ma in realtà al di là delle oscillazioni che sono dovute semplicemente al fatto del campione, qui uno può vedere chiaramente, avendo tante osservazioni, prima e dopo l'applicazione di una normativa che cosa è successo, perché se voi guardate prima di quella barra verticale che è l'applicazione della normativa, questo è il numero di persone che dichiaravano di aver guidato in stato di ebbrezza, okay? Allora il numero per 1000 abitanti era circa 70. Dopodiché è stata introdotta la legge, è stato fatto un rafforzamento della legge, praticamente qua siamo negli Stati Uniti, non esisteva il fatto che ti controllassero per strada. Devi andare dal giudice, il giudice diceva vai in ospedale, fai il controllo e allora chiaramente scappava. Invece sono stati introdotti, è stato abbassato il limite legale, sono state introdotte cose da circa 70 passa a circa 30.
Allora non serve qua essere uno statistico per capire, avendo tutte queste informazioni, che non solo il cambiamento c'è stato, ma è attribuibile perché è accaduto proprio subito dopo l'applicazione della legge, dunque può essere attribuibile alla normativa. Ecco, questa è una valutazione di impatto fatta anche senza un controllo sperimentale, perché si avevano a disposizione tanti dati. Questo solo per darvi degli esempi di quanto delicato sia il tema e soprattutto di quanto possa essere anche equivocato il tema. Dunque bisogna stare, io spero che il nostro intervento aiuti da un lato a dire la rilevanza, perché altrimenti è come metterci nel traffico e col cruscotto spento. A me è successo una volta, mi si è spento completamente il cruscotto, è partita, perché adesso tutta la centralina è partita la centralina del cruscotto. Vi assicuro che guidare è veramente difficile, sembra una banalità, ma voi non avete idea di quante volte guardiamo il cruscotto per guidare e adattare la guida. Allora adesso pensate a un 747, quelli aerei enormi, si spegne il cruscotto al pilota, non riesce ad atterrare. Ecco, la valutazione fa questo, e per quello ho parlato di cultura valutativa. Dobbiamo far entrare nelle nostre prassi quotidiane il guardare il cruscotto. E l'ultima considerazione che voglio fare prima di passare la parola a Stefania è mettere in guardia, soprattutto se ci sta seguendo anche qualche amministratore pubblico, perché la burocrazia è una brutta bestia ed è profondamente nemica della valutazione, perché cosa tende a fare? Tende a far diventare le pratiche valutative come pratiche, faccio la valutazione perché me lo dice la normativa, faccio la valutazione perché devo farla, faccio la valutazione, prendo l'esempio del personale, perché bisogna fare la valutazione del personale, ma siccome non voglio rogne do scala 1 a 10, 10 a tutti e così. Capite che si svuota la valutazione? È come mettere un drappo sopra il nostro cruscotto. Il cruscotto funziona, ma nessuno lo guarda. Diceva uno dei più grandi, riconosciuto come uno dei più grandi esperti di valutazione al mondo, Patton, e dunque uno si aspetta grandi affermazioni sulla metodologia, l'aspetto fondamentale della valutazione è il suo utilizzo. Una valutazione non utilizzata è una valutazione pessima. Dunque, avete chiamato il più grande esperto di valutazione a fare la valutazione della vostra normativa, prendete quella valutazione e la mettete dentro un comodino, quella è una valutazione pessima. Invece la valutazione deve essere utilizzata, deve produrre dei cambiamenti, deve aiutare i cambiamenti. E dunque questa dovrebbe essere invece la cultura della valutazione che deve entrare nel nostro modo di far politica, modo di però anche gestire e il modo di amministrare, cioè farci dare una mano alla valutazione, farci dare una mano a questi strumenti per fare quelle piccole regolazioni continue che servono, perché il mare che abbiamo qua fuori è un mare che tipicamente è in tempesta. Ma perché? Perché i cambiamenti sono veloci, i cambiamenti sono rapidi, ne abbiamo già parlato anche in questa sala, dei profondi cambiamenti che stanno succedendo nella società. E questo significa che tu devi sempre adattare la tua navigazione. Dunque, primo è avere un obiettivo. Diceva il buon vecchio Seneca, nessun vento è quello giusto per l'uomo che non sa verso che porto si dirige. Dunque, dichiarare verso che porto si vuole dirigere in maniera chiara, in maniera misurabile, ancora una volta, dunque in maniera valutabile. E dall'altro trovare degli strumenti che mi accompagnino su questa rotta. Passo la parola a Stefania. Grazie Stefano. C'erano delle slide, però andiamo avanti. Queste... Sì, ok.
Grazie, fa piacere anche a me parlare di questa tematica perché è una tematica veramente importante e che attraversa da queste stanze anche a chi poi le politiche poi le mette anche in pratica, le realizza nel territorio, quindi è una cultura che dovrebbe attraversarci proprio in maniera totale tra chi si occupa insomma di intervenire e di mettere in campo azioni che hanno impatto sulla vita dei cittadini, no? Quindi è proprio una cultura, come diceva Stefano, che dovrebbe permeare in qualche maniera il nostro agire. E sulla valutazione di impatto sociale, questo ve lo dico velocemente, ma siccome è qualcosa di cui si sta parlando moltissimo in questo periodo e in questi ultimi anni, però è sicuramente una cosa non nuova, è qualcosa che stiamo cercando di portare avanti, si sta cercando di portare avanti e far entrare nelle nostre normative da decenni ormai, però come appunto abbiamo già sentito è più diventata una necessità di richiesta che viene fatta alle diverse organizzazioni che non qualcosa che orienta le nostre decisioni. E ci sono però diverse valutazioni, diverse definizioni di impatto sociale. E ve ne ho messe qui alcune che possono un po' guidare, appunto non essendo una scienza, una disciplina, è molto interpretabile la valutazione, lo dicevamo fin dall'inizio, è molto, ha molti spunti e molte anche definizioni che non sempre sono assolutamente uguali l'una a quell'altra. Per esempio nella valutazione, nella definizione di impatto sociale si dice tutto quello che cambia uno status quo di una popolazione, tutto quello che in qualche maniera interviene modificando il vissuto delle popolazioni. Oppure un'altra idea di concetto di impatto sociale è tutto quello che non è economico. Noi in questa presentazione non parliamo di effetti economici, no, di ricadute anche economiche, ma parliamo proprio di ricadute sulla vita delle persone. Quindi tutto quello che non è economico lo possiamo pensare come impatto sociale o anche quello che sono praticamente l'impatto sociale viene anche definito come il cambiamento sostenibile di lungo periodo. Infatti il discorso che diceva anche prima Stefano, un prima e un dopo, immediatamente subito dopo aver emanato una normativa, aver attivato un intervento, può anche essere fuorviante, perché appunto il punto è quanto ricade anche nel lungo periodo, quindi dobbiamo essere attrezzati non solo nel fare la valutazione e nel pensarla prima, perché a noi che ci occupiamo di valutazione molto spesso ci viene detto abbiamo fatto questa politica, questo intervento, questo progetto che è durato un anno, lo valutate. E non è facile farlo a posteriori, no? È qualcosa, uno, che devi pensare prima, perché devi definire quali sono gli obiettivi e quali sono le modalità e assumere un metodo che ci dia appunto il rigore di cui parlavamo, ma poi dobbiamo anche capire che la ricaduta potrebbe essere lunga nel tempo, quindi è un'attività che ci accompagna anche dopo, anche molto dopo aver messo in piedi un intervento. È diventata molto importante, molto degna di attenzione anche la valutazione di impatto sociale da quando è entrata anche come una richiesta che viene fatta a chi si occupa di terzo settore e infatti si è data questa definizione che secondo me è una buona definizione che vi leggerei, che dice: per valutazione dell'impatto sociale si intende la valutazione qualitativa e quantitativa, perché noi adesso parliamo molto e siamo molto collegati a indicatori di carattere quantitativi, a indicatori che possono essere ovviamente calcolati utilizzando database definiti, ma ci possono anche essere delle metodologie che vanno anche sul qualitativo per valutare l'impatto in un determinata cittadinanza, e questo può essere fatto anche questo utilizzando delle metodologie di ricerca che hanno a che fare con la ricerca sociale e con i metodi più qualitativi. Sul breve, medio e lungo periodo degli effetti delle attività svolte sulla comunità di riferimento rispetto all'obiettivo individuato. E questo è un punto importante, che è proprio il discorso che per valutare, per entrare in una logica valutativa, bisogna anche avere degli obiettivi ben chiari.
che sono obiettivi, adesso ci arriveremo, sicuramente di output, cioè costruire gli asili, ma devono essere anche obiettivi chiari ed esplicitati di outcome o di impatto. Cioè capire che per esempio costruire gli asili nido servono per, non so, aumentare la natalità, poi all'ultima, diciamo, la parte ultima, ma sicuramente la partecipazione al mercato del lavoro della popolazione femminile, sicuramente l'aiuto, il supporto alle famiglie, sicuramente elementi di diminuzione e chiusura dei gap anche di disuguaglianza tra famiglie più fragili e più vulnerabili, sono obiettivi che non possono essere sottointesi, che devono essere in qualche maniera esplicitati, perché un elemento importante della valutazione di impatto sociale è l'intenzionalità. Cioè io per misurare qualche cosa la devo dichiarare che quello è il mio obiettivo, altrimenti cosa valuto dopo? Quindi non è che io valuti cosa succede e qualcosa succederà. Deve succedere quello che io ho previsto che succeda rispetto a quella politica che metto in atto. Quindi il carattere dell'intenzionalità è un carattere fondamentale. E come si fa ad avere, in qualche maniera, a essere coerenti col carattere dell'intenzionalità? Dobbiamo dire dove vogliamo arrivare. Poi magari possiamo arrivare totalmente, solo in parte, oppure anche no. Cioè, possiamo anche capire che alcune cose non hanno funzionato come avevamo previsto che funzionassero, però impariamo e imparando possiamo comunque definire delle nuove interventi che ci aiutano ad andare in quella direzione, altrimenti tutto quello che facciamo è frutto di non più intenzionalità, metodo, rigore, obiettivo, ma di percezione delle persone che fanno quella determinata normativa e che sperano, pensando di fare del bene, quindi sicuramente in buona fede, che qualcosa succederà di positivo. Quindi siamo nel campo della percezione. Quindi nel momento in cui si va a valutare l'impatto sociale, l'elemento su cui io vi vorrei proprio in qualche maniera richiamare è conoscere il contesto dove si va a operare, conoscerlo bene, sapere come si sta evolvendo quella determinata elemento, quella determinata criticità, problematicità, perché di fatto quando si mette in piedi una normativa è per migliorare le condizioni di vita dei cittadini. Quello è poi diciamo l'elemento finale a cui si vuole arrivare. Quindi conoscere il contesto e i bisogni, ma anche pianificare gli obiettivi, perché se non ho pianificato gli obiettivi non potrò dire se quella politica ha funzionato o meno. Obiettivi che possono essere di diversa natura. A quel punto posso definire quali sono le metodologie per misurare e per valutare poi questi obiettivi e poi, anche questo io sono assolutamente d'accordo con quanto detto, cioè il fatto che questa valutazione debba essere utilizzata, perché altrimenti sono risorse buttate, perché vuol dire che quello che io potrei imparare dal mio processo di valutazione non lo imparo e quindi tanto fa non farla la valutazione. Quindi se la faccio è perché entra in un processo decisionale, in un processo di riflessione. Quindi qui andando avanti, questo ve l'ho già detto, ecco, noi volevo farvi vedere questa che viene chiamata appunto la catena del valore, che sicuramente avrete già visto in moltissimi studi e riflessioni, ma che dobbiamo sempre in qualche maniera tenerla presente nel momento in cui ci mettiamo in una logica di programmazione e di definizione di politiche. Allora, ovviamente parto da un'idea, da una necessità, da un bisogno, quindi quella è lo stimolo che mi fa cominciare a ragionare. Ho un bisogno nella popolazione, nel mio territorio, nelle mie comunità, quindi devo in qualche maniera intervenire. A quel punto io andrò a capire quali sono le risorse che posso mettere in campo per affrontare questa problematica, quali sono poi le attività e i prodotti. Appunto, come si è già detto, in quel caso noi lì parliamo di monitoraggio, misurazione delle performance, valutazione di processo, di output, però poi queste attività, queste normative generano
i motivi per cui io le ho fatte, cioè generano dei cambiamenti nella popolazione in termini di outcome, e l'outcome è, diciamo, sulla popolazione diretta, no? Quindi, per esempio, torniamo all'esempio di prima, sugli asili la popolazione diretta sono le famiglie con i bambini, però potrei avere invece una ricaduta più ampia anche sulla comunità, sulla cittadinanza, e quello è l'impatto. No, quindi ho anche lì due esiti, diciamo, una più sulla popolazione diretta, una sulla comunità di riferimento, che è appunto l'aumento della popolazione femminile che lavora, una diversa idea educativa, per esempio, no? Quindi ci sono vari tipi di ricadute che posso avere sulla cittadinanza. E quindi devo sempre entrare in questa logica di circolo, che non è, perché nella slide che vi mostravo prima sembra quasi una linearità, no? Comincio una cosa e la finisco. In realtà, quando entro in una logica valutativa, entro in una logica di circolare, perché nel momento in cui ho valutato, monitorato l'impatto, potrebbe generarmi un'idea che ha in qualche maniera rimodificato il contesto, e quindi ricomincio con la definizione di obiettivi e di provvedimenti e così via di valutazione. Quindi è una logica che è circolare, che non è sempre analizzo il contesto, ma da quello che mi esce dalla valutazione potrebbero anche uscirmi nuove riflessioni, idee e indicazioni per attivare nuove attività e interventi. Quindi nella valutazione di impatto devo sicuramente analizzare il contesto, individuare gli obiettivi della mia politica, e su questo veramente credo che vadano proprio concentrati degli sforzi, perché a volte appunto molto spesso si trovano magari più obiettivi di carattere, che li abbiamo chiamati prima, di output, che non di impatto e di outcome, perché si trovano sempre le cose da fare, no? Le opere che si possono concretamente toccare, mentre sarebbe importante anche ulteriormente approfondire l'idea di inserire proprio quelli che sono gli obiettivi in cui potremmo dire questa politica ha funzionato o non ha funzionato, perché ha raggiunto questi obiettivi o meno. A quel punto definire quali sono gli elementi che mi fanno sostanziare quegli obiettivi, quali sono le fonti che ho a disposizione, e qui vedremo anche dopo che ne abbiamo di fonti, cioè siamo nella società dell'informazione e a volte magari invece ci manca proprio, no, quella informazione che ci serve per capire come stiamo andando, però di fonti ce ne sono molte, e quindi dobbiamo ricorrere a quelle che sono già strutturate, definire un metodo, degli strumenti di valutazione, trovare quali sono gli indicatori rispetto a cui poi io dirò che ha funzionato o non ha funzionato, e poi apprendere dalla lezione, apprendere da quello che ho fatto, far diventare capitale di conoscenze la ricaduta delle azioni, che possono diventare a loro volta un input per i percorsi successivi. Questo sì, adesso un po' bloccato. Ecco qua. Sugli obiettivi volevo appunto due parole, no? Anche qua noi possiamo avere degli obiettivi che vengono chiamati normalmente di salute, di benessere, di outcome, di impatto o di sistema, no? Quindi tener presente che quando parliamo di obiettivi di benessere e di salute, che sono poi quelli che sono valutati nell'impatto, sono obiettivi che hanno a che fare con la popolazione e che stanno a volte dietro a quelli che sono invece obiettivi di processo, di output, no? Proprio come dicevo prima, asili nido e benessere delle famiglie. Allora sono per esempio riduzione della dispersione scolastica, maggior partecipazione femminile al mercato del lavoro, diminuzione delle famiglie di condizioni di povertà, ma anche per esempio aumento delle persone che si muovono in sicurezza con mezzi non a motore. Quindi sono delle cose che hanno a che fare con la popolazione, quindi con quello che succede nel benessere della popolazione. Mentre gli obiettivi di sistema, di processo, di output sono la creazione di infrastrutture, attivazione di un sistema informativo, sviluppo di protocolli, di interventi. Quindi
quindi è tutto quello che ha a che fare con quegli elementi che ci aiutano a raggiungere gli obiettivi di salute e di benessere, ma sono quelli che ci muovono e sono quelli che vanno valutati nella valutazione di impatto. Quindi è proprio anche cercare di avere sempre nella nostra attività attenzione sul, diceva prima, perché, no? Sul perché e quali sono gli elementi di miglioramento che riesco a produrre con quella norma, con quella legge, con quell'intervento e con quella politica. E quindi a questo punto, che è, diciamo, il quadro generale, concettuale entro cui parliamo di valutazione di impatto, quando dobbiamo anche ragionare su quali sono le fonti informative che ci possono sostenere su questa modalità di lavoro, che appunto non è solo tecnica, è anche riflessione, perché come vi dicevo prima dobbiamo aver chiaro dove vogliamo andare per poter misurare se ci siamo andati. Quando è che abbiamo bisogno di fonti informative? Abbiamo bisogno soprattutto nel momento di conoscenza del fenomeno, perché io ho un'intuizione, capisco che su quello sarebbe importante intervenire perché significherebbe un miglioramento delle condizioni di vita della popolazione, ma voglio conoscere il fenomeno, perché dall'intuizione devo entrare sulla famosa conoscenza informata, no? Quindi devo avere delle informazioni che mi tratteggiano qual è il fenomeno su cui intendo intervenire. Poi definirò le politiche, attuo l'intervento e poi dovrò andare a valutare gli esiti impatto. Quindi qui, sia all'inizio che alla fine, ho bisogno di informazioni. E su questo ci sono già delle sostanzialmente grandi cornici di riferimento, perché non dobbiamo anche qui, no, un po' alle volte ricominciare sempre da zero, no? E dove troviamo le informazioni, le cerco, vado. Ci sono delle cornici di riferimento che sono veramente, veramente importanti e che ci aiutano anche a ragionare in confronto non solamente con il nostro territorio, ma a livello nazionale, europeo, addirittura mondiale. Parlo per esempio, e credo che tutti voi lo conosciate a menadito, ma a volte ci si dimentica che quella cornice ci può servire proprio a noi nel nostro concreto, nella nostra azione, che sono gli SDG delle Nazioni Unite, dell'Agenda 2030, che hanno definito, adesso ve li mostrerò, tutta una serie di obiettivi, ma dentro quegli obiettivi, a volte ci si ferma sui quadratini colorati, dentro quegli obiettivi ci sono anche degli indicatori e ci sono anche delle fonti dove si possono andare a prendere gli indicatori. Invece un altro framework più nazionale sono quelli che ha definito l'Istat, che sono gli indicatori di benessere equo e sostenibile, che si chiamano BES, e anche quello c'è tutta una serie di database che possono essere presi e anche di indicatori già definiti. Per quanto riguarda gli SDG, questi quadratini voi li conoscete molto bene, sono i 17 obiettivi per lo sviluppo sostenibile e ognuno di questi ha dei sottobiettivi e ha già degli indicatori, perché questi 17 obiettivi hanno 169 sottobiettivi e 244 indicatori. Quindi dentro quei 244 indicatori sicuramente all'interno di quegli obiettivi che abbiamo troveremo alcune informazioni che possono essere per noi utili per analizzare il contesto, dire ma è su questo, proprio su questo che io voglio lavorare, e poi andare a verificare anche con quelle metodologie di confronto nel tempo, perché il controfrattuale vi assicuro che è un'operazione molto difficile, trovare un territorio che non ha fatto l'intervento, misurare prima, misurare dopo, quindi il controfrattuale è abbastanza difficile, a meno che non si facciano confronti, e dopo lo vedremo anche insieme a Giorgia, tra sottoaree su cui abbiamo degli indicatori, però sicuramente il confronto longitudinale aiuta moltissimo, no? A entrare a capire cosa sta cambiando, e avere già degli indicatori a livello nazionale, locale e internazionale ti aiuta a capire dove ti poni. Qui vi ho portato un esempio, ma poi insomma potete vedere, sicuramente li conoscete, e quindi potete proprio entrare nei singoli indicatori. E lo stesso per i BES, anche questi sono stati definiti una serie di indicatori, ci sono 12 dimensioni, 130 indicatori, e questi 130 indicatori possono essere anche questi quantificati e utilizzati. Anche qua ve ne ho portati qualcuno. Quindi ci sono questi database.
la prima cosa da fare è andare a vedere, e ci sono tantissime informazioni, anzi forse a volte il rischio è proprio di perdersi in queste informazioni di varia natura, di diversa provenienza, quindi però è il punto d'inizio, non siamo in una tavola bianca, in un foglio bianco, siamo in una realtà dove vengono prodotti moltissimi dati, moltissime informazioni, quindi la prima cosa è, quando si comincia a ragionare in una logica valutativa e quindi si comincia a ragionare ragioniamo qual è il contesto, andiamo a vedere gli obiettivi, diamoci dei metodi poi per valutarle, esistono delle rilevazioni che hanno già degli indicatori ufficiali, ovviamente, con tutte le caratteristiche della scientificità, dell'attendibilità, della robustezza del dato. Esistono già, se esistono già, prendiamo quelli perché ci aiutano a confrontare anche con altri territori. Può succedere che qualche volta qualche area non sia coperta, a quel punto allora bisogna ragionare su quali strumenti ci si dà per coprire questa necessità informativa, e quindi si andrà a definire delle metodologie di rilevazione che possono andare da quelle più strutturate, quindi con un approccio prettamente quantitativo, a anche a volte su delle aree che sono difficilmente sondabili, anche con delle tipologie invece più di carattere qualitativo. Però tutte queste fonti e questi dati devono essere in qualche maniera definiti e messi a disposizione del lavoro fin dall'inizio, quando si comincia a ragionare sull'intervento. Su questo abbiamo già come collaborazione tra il Consiglio regionale, l'ufficio del dottor Rota, con Matteo e tutto lo staff, ragionato su una messa a sistema di alcuni di questi indicatori, e quindi c'è già uno strumento che qualcuno di voi ha già sentito nominare e di cui vi parlerà adesso Giorgia Marini, che appunto sta lavorando su questo, per farvi vedere come questi strumenti in qualche maniera li avete già in casa, quindi alcune di queste cose possono essere già utilizzate. Passo la parola a Giorgia. Grazie. Ora io cercherò di chiudere un po' il cerchio, e in particolare presentando questa piattaforma Oculos, che è appunto una raccolta sistematica di indicatori che sono raggruppati per aree tematiche, e questo chiaramente rende anche molto più semplice dove andare a cercare queste informazioni, cercando di ridurre quindi il tempo. E quindi queste informazioni sono disponibili sia in serie storiche e sia anche in modo spaziale. Ora lo vedremo a breve. Questa è l'interfaccia principale del sito, 7 macro aree, istruzione e ricerca, dove ci sono dati riguardanti appunto le varie istituzioni scolastiche in Veneto e non solo, ma anche nelle diverse regioni, la società e la demografia, quindi dati demografici della situazione in Veneto, e dati sociali, quindi dati sulle migrazioni, sulla soddisfazione della popolazione in base a diverse aree della vita privata, l'area territorio ambiente, quindi consumo di suolo, infrastrutture, la sanità e salute, quindi come effettivamente sono messe le diverse ULSS, sono uguali, hanno una situazione omogenea, l'area economia e lavoro, quindi ora molto sotto i riflettori, quindi cercare di capire com'è la situazione in Veneto, è uguale in tutte le province, è diversa. E infine, non per importanza, le ultime 2 aree, la cultura, quindi cercare di capire come sono distribuiti i fondi per gli spettacoli in Veneto e nelle diverse regioni, e l'area welfare, quindi della povertà, capire quant'è la spesa dei comuni nei servizi sociali e socio-educativi. Ipotizziamo di voler intervenire su 2 tematiche. Ora rimaniamo generici, ma solo per mostrare quanto però può essere utile questo strumento. Il primo intervento sul mercato del lavoro in Veneto, e il secondo su interventi di sanità pubblica sul fumo. Ora, sul mercato del lavoro in Veneto chiaramente
bisognerà partire da un qualcosa e da partire dai numeri è probabilmente la cosa anche più semplice e anche più solida. Quindi capire qual è il trend di questi tassi di occupazione e disoccupazione. È una nostra percezione che siano cambiati, che siano aumentati, che siano diminuiti, e soprattutto è una situazione omogenea in tutta la regione oppure effettivamente ci sono delle disuguaglianze tra le diverse province? C'è qualche provincia che magari può aver attuato qualcosa in più, qualcosa in meno? Ora, io ho riportato un primo grafico di una serie storica di tassi di occupazione in Veneto dal 1993 al 2021 e questo appunto rappresenta tutta la regione, l'intera regione. Chiaramente un grafico spiega molto di più quello che dei semplici numeri buttati, scusate il termine, a caso, possono effettivamente poter spiegare, soprattutto magari a chi non è abituato a leggere i dati. Ad esempio, vedendo questo grafico qui, si può notare come il Veneto abbia avuto dal 93 un aumento dei tassi di occupazione, il cui picco chiaramente è stato nel 2019 pre-Covid. Ovviamente questo, come ho già detto, è un dato che rappresenta la regione, ma effettivamente le diverse province che situazione sono? Inoltre il tasso anche di disoccupazione, quello che ho mostrato poco fa era appunto quello di occupazione. Disoccupazione com'è? Cambiata, aumentata, si è modificata in qualche modo? Chiaramente ora, negli ultimi anni, questo tasso di disoccupazione nella regione è diminuito, c'è stato un picco nel 2013 e ora cercheremo di capire se effettivamente all'interno del territorio ci siano state delle differenze più o meno sostanziali. Ora io ho riportato, per rendere un po' più pulito il grafico, soltanto 3 province, quindi la provincia di Venezia, Padova e Rovigo. Però ecco, già anche da questo grafico qua, che rappresenta i tassi di occupazione dal 2005 al 2022, possiamo notare qualche elemento di interesse. Ad esempio, solo leggendo il grafico, guardandolo, la provincia di Venezia, che nel 2005 è partita con un tasso di occupazione più basso rispetto alle altre 2 province, dal 2013, in cui ha avuto il valore più basso, è salita notevolmente fino ad avere ad oggi, o comunque in questi ultimi anni, dei valori di occupazione più alti. Dati chiaramente che non sono visibili se si guarda solo il grafico della regione. Riguardo invece i tassi di disoccupazione, anche qui serie storica dal 2005 al 2021, si nota cosa? Anche visivamente si può notare come fino al 2011 queste 3 regioni, queste 3 province siano molto vicine tra di loro dal punto di vista dei tassi di disoccupazione, ma che poi questo trend inizia in qualche modo a distinguersi. Ad esempio la provincia di Rovigo, che ha un trend sempre più in aumento, che è quasi, quindi ora si trova ad avere un tasso di disoccupazione che è il doppio rispetto alla media regionale, e invece ad esempio le altre 2 province si trovano ad avere un tasso di disoccupazione molto simile, ma che appunto, salvo il picco del 2013, attorno a quegli anni lì, sono sicuramente ritornati in una situazione di disoccupazione molto migliore, insomma, rispetto ad altre province. Ora, io prima ho anticipato che questi confronti, questi indicatori sono disponibili nella piattaforma sia dal punto di vista di serie storiche, ma anche dal punto di vista spaziale. Ho riportato 2 grafici, il tasso che si trovano, continuo a ripetere, su Oculus, il tasso di disoccupazione e di occupazione delle diverse province. Ora, ad esempio, tasso di disoccupazione, i valori più scuri rappresentano i valori più alti, quindi l'area, e come già abbiamo visto prima, la provincia di Rovigo era quella con dei tassi di disoccupazione maggiori. Quelle con il colore più chiaro, chiaramente quelle che hanno un tasso minore. A specchio il tasso di occupazione nelle diverse province del Veneto, chiaramente, ovviamente Rovigo è quella col colore più chiaro. Perché? Perché ha il valore più basso. Ora, il secondo caso, la seconda ipotesi qual è? Pensiamo magari
ipotizziamo di voler fare degli interventi di sanità pubblica sul fumo. Alcune delle domande che ci si può porre è una distribuzione omogenea su tutto il territorio? Ci sono stati dei cambiamenti? E se ci sono stati dei cambiamenti e questi cambiamenti sono andati peggiorando, conviene attuare degli interventi di sanità pubblica, diciamo, sulle regioni, su alcune regioni in particolari, o concentrandosi solo sull'intera regione? Ora, se si decidesse di concentrarsi solo sulla regione, chiaramente, almeno vedendo questo grafico, sembra che la situazione non sia mutata praticamente negli anni, insomma, in particolare fino al 2019, perché dopo il Covid si sono state fatte, o almeno durante il Covid, meno interviste. Quindi, ad esempio, nel 2019 questo valore era molto simile a quello dell'anno precedente, quindi siamo attorno al 22%, 22,43%, ma è un valore che rispecchia tutte le ULSS o no? No, nel senso che se si visualizza il grafico delle ULSS e quindi la percentuale di fumatori dal 2017 al 2019, si può ad esempio notare come l'ULSS 3, la Serenissima, nel 2019 sia stata quella ad avere la percentuale, quindi quasi un quarto di fumatori nel territorio, ma nel 2017 non era l'ULSS con la percentuale più elevata. E quindi capire perché, e soprattutto non tanto capire perché loro sono aumentati, ma perché delle ULSS come ad esempio l'ULSS 5, che era partita nel 2017 con delle percentuali molto simili alla Serenissima. Perché queste sono diminuite? È un caso? Non lo è? Sicuramente questo grafico scatta delle domande in più rispetto al visualizzare un mero grafico di regione. Anche qui confronto spaziale e, come ho già detto, le aree più scure sono le ULSS che hanno la percentuale più elevata di fumatori. Qui ci sono dei colori simili perché ad esempio la Marca Trevigiana, l'ULSS 2 e la Pedemontana hanno delle percentuali praticamente identiche, così come per altri ULSS. Quindi mi piaceva riportare questa citazione di Carly Fiorina. Carly Fiorina probabilmente quasi nessuno la conosce, ma è una politica americana ed è tuttora una dirigente di azienda ed è stata anche nominata come tra le 10 donne più potenti al mondo qualche anno fa, e lei disse che l'obiettivo è trasformare i dati in informazione e l'informazione in conoscenza. Un dato di per sé, un dato soprattutto grezzo, è inutile, non vuol dire soprattutto niente e soprattutto non è in grado di veicolare qualche informazione. Come si fa a veicolare qualche informazione? Inserendo i dati in un contesto, come quello che abbiamo fatto prima, quindi raccontando una storia di questi dati, cercando di inserirli appunto in un contesto definito. E l'intreccio, e che questo dà luogo appunto delle informazioni, e l'intreccio di queste informazioni cosa danno luogo? Danno luogo a conoscenza, e questo tipo di conoscenza però è una conoscenza misurabile, è una conoscenza che è basata su fatti e sicuramente è meno inquinata da congetture. Grazie. Se ci sono delle domande, allora professore, vuole tirare lei le conclusioni? Facciamo una battuta finale. Ti è piaciuto fare un excursus di un tema che spero sia capito che non è proprio facile, apparentemente facile perché è sulla bocca di tutti, ma non è così facile, non è così banale. Io spero che in questo excursus sia dato un po' il senso della rilevanza del tema e dell'attenzione che deve avere. Allora lasciatemi finire con una battuta, visto che ho fatto la metafora del cruscotto.
Giorgia ci ha fatto vedere un po' il funzionamento di un possibile cruscotto. Ecco, lasciatemi finire con una raccomandazione. Andiamo avanti a costruire dei buoni cruscotti e non mettiamoci le mani sopra, ma facciamoli funzionare. Grazie a tutti, buona giornata e buona settimana. Grazie a lei e a tutti quanti. L'appuntamento lunedì prossimo con l'ultimo appuntamento dei seminari del lunedì dedicato tra 2 settimane, dedicato al mercato del lavoro. Sì, in effetti lunedì prossimo saremo impegnati invece con l'osservatorio elettorale, visto che ci sono i dati delle elezioni di domenica e lunedì. Quindi appuntamento al 20.